Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nuovi aggiornamenti sulla situazione all'aeroporto di Catania. Il sequestro disposto dalla procura è solo parziale, non impedisce la riapertura dello scalo. Lo ha dichiarato il procuratore Zuccaro, che ha aperto un'inchiesta sul rogo contro ignoti. Per il sindaco trentino occorre accelerare i tempi. Intanto SAC ed ENAC comunicano che il terminal A resterà chiuso per altri 5 giorni, con un incremento però dei voli. E a proposito dell'emergenza all'aeroporto di Catania, non saranno consentiti voli da venerdì a domenica a Palermo. A comunicarlo è stato il direttore generale della società di gestione dell'aeroporto. Confermato l'ergastolo per Matteo Messina Denaro, ritenuto uno dei mandanti delle stragi di Via D'Amelio e Capaci. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, che ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali. Il capomafia non ha voluto collegarsi in videoconferenza dal carcere dove è detenuto, ha però inviato un telegramma al suo difensore complimentandosi per la ringa tenuta in aula. Nella giornata di ieri in Sicilia ben 10 stazioni della rete SIAS hanno stabilito nuovi record di temperatura massima, raggiunti dalla stazione di Riesi, che ha registrato una temperatura di 45,8 gradi, in quella di Ribera con 45,2 gradi e in quella di Agrigento Scibica con 44,8 gradi. Il valore massimo assoluto è stato però registrato dalla stazione di Licata con ben 46,3 gradi. E in chiusura il meteo, simili alla giornata di ieri le previsioni per domani. Il caldo continuerà a stremare la Sicilia, previste punte di 43 gradi. Tra le province più calde ci sono Siracusa, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti domani alle 13:30. Grazie per averci seguito e buona serata.